Ciao gente, dal Fabio di Scuola di Milanese e Cabaret Milano 2000. O mi raccomandi, in Köve Kunti, la leggenda de San Bias. La leggenda de San Bias è il proverbi, el dice che il panettone de Natal, il ven mai pos, il benedis, il nas, il gos. E la leggenda sapete qual è? L'è questa. Però come sempre vi invito a iscrivervi sempre al mio canale YouTube Scuola di Milanese di Fabio Fumagalli. Mettete i like ai video se vi piacciono, condivideteli, fate conoscere il canale ai vostri amici e attivate la campanella di maniera che tutti voi che è un video nuovo, tac, vi alter si avvisa. Beh, insomma, il 3 di febbraio si festeggia San Biagio, che è vescovo e medico armeno che è vissuto a cavallo tra il III e il IV secolo. Un giorno fu chiamato a soccorrere un ragazzo che stava soffocando per una spina di pesce che gli si era conficcata in gola. Dopo avergli dato la benedizione, gli fece San Biagio, no? Gli fece ingoiare una grossa mollica di pane che una volta deglutita, insomma mandata giù, ecco, lo salvò. Ecco, per la fama di questa guarigione alla fine si sparse rapidamente e nel giorno dedicatogli, proprio il 3 di febbraio, si prese l'usanza di mangiare un pane benedetto per preservarsi dal mal di gola, che i milanesi poi sostituirono con il buon panettone. Ciao gente, dal Fabio, se sento alla prossima. Sti bene, mi raccomandi.